Ci troviamo nel paradiso terrestre sopra Varese, al Sacromonte, a poche ore dalla festa dell'Immacolata, quindi in un posto che è più simbolico di così non si può. E siamo con il gruppo di residenti, amici e collaboratori del Sacromonte che stanno finendo gli addobbi delle lucine e non solo quelle, per rendere spettacolare il Natale per tutti i varesini, tutti i visitatori che vorranno salire al Sacromonte. Giuseppe Marangon, cosa c'è di nuovo quest'anno nell'illuminazione? Ma quest'anno di nuovo abbiamo cercato un po' di rispettare ancora di più la sacralità del luogo, quindi abbiamo messo tutte le figure del presepe che abbiamo costruito noi col fil di ferro. È stato un lavoro chirurgico fatto dal Livio, proprio col ferro cotto abbiamo fatto tutte le figure, col tubo abbiamo avvolto queste figure e abbiamo cercato di metterle tutte vicino al Mosè dove c'è la natività e quindi fare un bel presepe al cielo aperto. Ecco, questa è un po' la novità di quest'anno. Livio Lonati e Marinella Lonati, due abitanti del Sacromonte super operativi da tanti anni, da prima che nascesse in realtà questo gruppo di sostenitori del Natale sacromontino. Come sarà quest'anno il Natale? Ma speriamo che sia un Natale migliore, che tutto si tranquillizzi, che passi questa pandemia o che quantomeno che diminuisca. Mettiamola dentro anche in questo contesto, anche perché Sacromonte è già un presepe naturale, quindi viverlo in questo modo, con queste luci e questo calore e l'amicizia che ci unisce è un segno di speranza, ecco, di un buon avvenire. Speriamo che sia così. Marinella, cosa ha fatto quest'anno per rendere più attrattivo il Sacromonte? Ma poco o niente, data l'età non posso fare chissà che cosa. Ho cercato di essere con loro, supportarli nelle necessità, dammi tronchesino, dammi le cose necessarie per mettere insieme questo presepio. Ecco, tutto il mio contributo è quello. E poi l'amicizia, ecco, cercare di stare uniti, ecco. Grazie Marinella, è sempre troppo modesta, buon lavoro a tutti e buon Natale, speriamo che tante persone raggiungano il Sacromonte. Speriamo. Dai. Auguri a tutti. Buon Natale a tutti. Daniele Zanzi, amico da sempre del Sacromonte, ex vice sindaco e ex candidato sindaco, anche quest'anno qui a dare come volontario e con la Fitoconsult il proprio supporto. Cosa si sta facendo per rendere più bello il Sacromonte e più accogliente? Ma io penso, senza voler fare paragoni inadeguati, Giovanni Paolo II disse che gli esempi trascinano. Ecco, questo è un borgo che sarebbe bellissimo se fosse fiorito, con fiori dappertutto. E in occasione, avendo visto il lavoro che hanno fatto questi splendidi volontari di mettere le lucine che stanno attirando tantissimi turisti e cittadini varesini in questo luogo sacro, io ho pensato di offrire anche un inizio di arredo vegetale per combinare luci e fiori a Sacromonte. Quindi stiamo facendo delle aiuole fatte con camellie invernali che fioriscono adesso, ellebori, pungitopo, nandine, piante con bacche, proprio per dare un'attrazione in più, per far capire che questo è un borgo bellissimo e basterebbe talmente poco per renderlo più bello, più attraente. Servirebbero semplicemente idee e persone che amino veramente questo luogo.